Inchiesta Veneto Banca, le dichiarazioni di un ex funzionario potrebbero segnare una svolta, tutti dice sapevano, c'erano mail e direttive per vendere titoli. Chiusa l'indagine su una presunta truffa che avrebbe coinvolto 45 risparmiatori di varie province venete, in 6 rischiano il processo. 62enne pestato mentre porta a passeggio il cane a Marghera, ad aggredirlo un pregiudicato tunisino ubriaco, la sua colpa non avere una sigaretta. Volevamo sorprendere gli amici su Facebook, si sono giustificati così i giovanissimi denunciati dalla polizia dopo aver realizzato selfie e video sul cornicione di un grattacielo a Padova. Si è concluso con il voto favorevole alla discussione sul nuovo ospedale di Padova. Il Consiglio Comunale ha dato l'incarico al sindaco di definire con il governatore Luca Zaia il progetto definitivo. Marito, moglie e un amico in barca sorpresi dal maltempo al largo di Carlo. I 3 lanciano l'SOS salvati in extremis da una motovedetta della Finanza. Le straordinarie immagini girate tra i boschi di Trento da un motociclista che si è trovato all'improvviso tu per tu con un grosso orso bruno. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali che torna a parlare dell'inchiesta sul crack di Veneto Banca e con le dichiarazioni shock di un ex funzionario dell'istituto. Da un lato gli ex dipendenti di Veneto Banca ascoltati in queste settimane dal pool della Guardia di Finanza, dall'altra un ex funzionario dell'Istituto di Credito Montebellunese che smentirebbe quanto detto finora dai suoi stessi colleghi. Ma facciamo un po' d'ordine. I dipendenti hanno raccontato alle Fiamme Gialle di essere stati all'oscuro di tutto, di non aver mai saputo cosa ci fosse davvero dietro alle operazioni che hanno poi portato all'epilogo che tutti conosciamo. Ma quanto dichiarato dall'ex funzionario cambierebbe le carte in tavola. L'uomo avrebbe infatti ammesso che tutti i suoi colleghi sarebbero stati al corrente perché, ha spiegato il dirigente, sarebbe arrivata una direttiva che avrebbe assegnato l'incarico di raccogliere più soci azionisti possibili perché la banca aveva problemi di crediti deteriorati da coprire e quindi aveva la necessità di recuperare denaro. Una prassi che si sarebbe ripetuta successivamente quando alcuni clienti della banca, visto il crollo del valore dei titoli, aveva chiesto di vendere. Anche in questo caso, avrebbe detto l'ex funzionario, sarebbero arrivate nuove direttive per convincere le persone a non vendere garantendo la sicurezza dell'investimento. Dichiarazioni dall'una e dall'altra parte che dovranno adesso essere confermate dai magistrati, ma sono soprattutto quelle dell'ex dirigente ad essere sotto la lente di ingrandimento perché, se confermate, dicono gli stessi inquirenti, potrebbero segnare una svolta nell'indagine passata le scorse settimane da Roma a Treviso. Ancora risparmiatori truffati, risparmiatori veneti truffati, 45 per la precisione, questa è una maxi truffa ancora su investimenti finti. 2.235.000 euro, a tanto ammonta la truffa di cui sono accusate 6 persone residenti tra le province di Padova e Treviso che potrebbero essere rinviate a giudizio il 17 aprile dal Tribunale di Padova. Le presunte vittime sono 45 investitori di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza che avrebbero affidato i loro risparmi per un piano di investimenti che avrebbe garantito un tasso di interesse molto alto e che prevedeva anche l'acquisto di oro attraverso operazioni eseguite in Svizzera proveniente da una miniera dell'Africa centrale. Secondo l'accusa però in 45 casi l'acquisto non è mai avvenuto e i soldi non sono mai stati restituiti. La prima denuncia è stata presentata da una pensionata di Cittadella che avrebbe versato 50.000 euro. A Marghera ora con la cronaca dove un pensionato, un 62enne, gira con il suo cane a passeggio e si imbatte in un ubriaco che lo aggredisce, lo picchia brutalmente. Ci spiega tutto questo al telefono la nostra Anna Maria Parisi. Anna. Picchiato a sangue, pestato e buttato a terra per aver negato semplicemente una sigaretta. Questo episodio di violenza inaudita è successo in pieno giorno ieri in centro a Marghera. Poco prima, dopo l'ora di pranzo, poco prima delle 15, in quel di Piazza Mercato, è accaduto che un 62enne del posto è stato aggredito e pestato a sangue da un tunisino con precedenti per spaccio, come già detto, perché si è visto negare una sigaretta. Il tunisino, un trentenne,
si è avvicinato all'anziano che era a passeggio con il cane e gli ha chiesto questa sigaretta, però il 60enne ha rifiutato e così il tunisino ha colpito l'uomo con un pugno al volto, facendolo sanguinare e cadere violentemente a terra. A quel punto si è messo, non contento, si è messo a cavalcione su di lui, prendendolo letteralmente a pugni in faccia. A dare l'allarme una donna che abita nelle vicinanze, che vedendo l'episodio fortunatamente ha chiesto aiuto e ha chiamato i poliziotti che sono intervenuti. L'aggressore è bloccato, è stato denunciato ma a piede libero. E per il momento da Marghera è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Anna Maria Parisi, volevamo sorprendere gli amici su Facebook, è stata questa la incredibile giustificazione dei 4 giovanissimi, 3 17enni e un quasi 18enne che sono stati denunciati, avevamo raccontato ieri, per invasione di proprietà private e procurato allarme per essere saliti sul grattacielo mai terminato in via Panama a Padova, in zona industriale, per farsi un selfie proprio sul cornicione dello stabile, un folle gioco che è molto diffuso tra le nuove generazioni. Purtroppo ragazzi che salgono agli ultimi piani dei palazzi tentano di immortalarsi nelle pose più estreme, tra selfie e video. A vederli, a notarli è stata una guardia giurata che ha quindi chiamato la polizia, che ha denunciato i 4 giovanissimi. Restiamo a Padova adesso, ma lasciamo la cronaca per tornare a parlare del nuovo ospedale. Ieri sera infatti il Consiglio Comunale decisivo per dare il sì al nuovo progetto. Vediamo. Votanti 31, favorevoli 19, contrari 12, astenuti nessuno, non votanti 1. La proposta di delibera è approvata. 19 voti a favore, 12 contro e un non votante, Daniela Ruffini di Coalizione Civica, che è uscita dall'aula. È finita così, con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, ma con numeri più equilibrati del previsto, la discussione sul progetto del nuovo ospedale. Il Consiglio ha quindi dato l'incarico al sindaco Giordani di discutere con la Regione per arrivare al progetto definitivo. La fronda interna di coalizione ha ottenuto di inserire la richiesta al governatore Zaia di partire con i lavori di ristrutturazione del vecchio polo prima di mettere in moto le ruspe a Padova Est. Una discussione a tratti molto accesa, con pesanti scambi di accuse e che è finita con una sorpresa. Il centrodestra aveva più volte promesso il sostegno, ritenendolo un progetto uguale a quello presentato dall'ex sindaco Bitonci. Invece, Libero Arbitrio, Forza Italia, Lista Bitonci e Lega Nord decidono di votare contro. La motivazione è un semplice atto di indirizzo politico, dicono, non ha valore giuridico e non è un accordo di programma. Chissà se il governatore Zaia è d'accordo con questa scelta. Voto contrario anche dal Movimento 5 Stelle, mentre la maggioranza, nonostante gli scricchiolii interni dei giorni scorsi, ha tenuto. Adesso torniamo alla cronaca con le nuove accuse pesanti per il medico in servizio a Mestre, accusato di presunti abusi sulle sue pazienti e incastrato da un servizio, immortalato meglio da un servizio delle Iene. È andato in onda un altro servizio domenica scorsa e le polemiche ritornano. Dopo la bufera scoppiata la scorsa settimana su Muhammad Abdul Star, il medico con studio in via Milano a Mestre, la cui convenzione è stata sospesa dall'ULSS 3 Serenissima, domenica è andata in onda un'altra puntata delle Iene con altre testimonianze di donne sui presunti abusi dell'uomo, questa volta con ulteriori inquietanti dettagli. Mi ricordo che lui mi ha fatto bere quest'acqua, che però a me non sembrava proprio fosse acqua, sembrava quasi una specie di medicinale. Dopo quel sorso lo psicoterapeuta inizia a ripeterle delle strane parole. Tutto è diventato come una sorta di musica, una cantilena, io non seguivo più quello che lui stava dicendo, non riconoscevo più le parole. Alessia si sente via via sempre più strana, estremamente rilassata, quasi assente, in uno stato di dormiveglia. Non riesco ancora a spiegarmi che cosa sia accaduto. Mi trovavo veramente nella tranquillità più assoluta. Da quel momento lui mi sposta pancia in giù e mi sono ritrovata nuda, spogliata completamente e non avevo più sensibilità, soprattutto dal bacino in giù, come se fossi anestetizzata. È in quel momento che ha abusato di te? Sì, esattamente. Lui continuava a parlare, mai c'è stato un attimo di silenzio, mai. Secondo queste testimonianze sembra che l'uomo fosse in grado di renderle quasi impotenti, una specie di ipnosi.
se noi ripetiamo questa cantilena si arrabbiava, parlava. Poteva sembrare una cantilena? Sì. Ok. E mi sono risvegliata distesa sul divano e lui si è comportato come se non fosse successo niente, come se fosse tutto normale. Dichiarazioni su cui il legale dell'uomo non commenta. Non ho ancora avuto modo di incontrare il mio assistito e quindi di esaminare insieme quanto è emerso nel servizio di ieri sera delle Iene. Quindi al momento non ho nulla da dichiarare, neanche il mio assistito non ha intenzione di rilasciare dichiarazioni. È stato condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa Riccardo Di Cicco, l'odontoiatra fiorentino ex cognato di Felice Maniero, accusato da quest'ultimo di aver ricevuto parte del tesoro della Mala del Brenta e averlo riciclato senza però restituirlo del tutto all'ex boss. Accuse che sono in parte state confermate dallo stesso Di Cicco, il quale però aveva confessato di aver ricevuto e lavato, possiamo così, riciclato per Maniero 11 miliardi di vecchie lire, quando invece l'ex boss parlava di 33 miliardi. Di Cicco è stato appunto condannato a 4 anni e 10 mesi, ieri la sentenza che ho rito abbreviato emessa dal GUP, ma alla fine il giudice non ha creduto in toto alle parole di Maniero, anzi per i 22 miliardi di lire che si aggiungerebbero agli 11 miliardi, sia Di Cicco sia Noretta Maniero, la sorella di Felice Maniero, nonché cognata, ex moglie ovviamente del coimputato, sono stati in questo caso assolti perché il fatto non sussiste. Adesso parliamo di profughi e di gestione dei profughi. Ieri la puntata di Ring sugli affari d'oro, il tema era affari d'oro con la gestione dei profughi. I posti per la microaccoglienza sul territorio oggi liberi potrebbero consentire la chiusura immediata di grandi centri come Bagnoli. Perché non si fa? Lo ha svelato ieri sera appunto a Ring uno degli ospiti, Roberto Toninetti, che di profughi si occupa. Sentiamo le sue parole. Non possiamo solo parlare, bisogna cominciare anche ad agire. Non si può solo parlare, i nostri cittadini non ce la fanno più, vi è stato detto un attimo fa, quindi dobbiamo risolvere i problemi, non solo parlare, riempirsi la bocca e basta. Se non ci fossero i soldi, molti clandestini se ne sarebbero già andati. Non so Cona che dei numeri un po' più grossi, ma sicuramente Bagnoli si potrebbe chiudere, credo, e se non si chiude manca poco. Perché in questo momento io ritengo, ma credo che valga anche su altri territori questo ragionamento, io credo che le prefetture abbiano fatto talmente tanta fatica ad aprire questi centri che fungono un po' da hub, che abbiano paura di chiuderlo, perché se domani dovesse arrivare una nuova ondata non saprebbero più dove metterli. È chiaro che se ogni sindaco avesse accettato un centinaio, meno, una cinquantina di profughi nel proprio comune, che sono assolutamente sostenibili, ecco, sono assolutamente sostenibili, è chiaro che non ci sarebbero stati grandi concentramenti per i quali adesso i sindaci si stanno lamentando. 10, 20, 30 persone, Marcato, non sarebbero stati sostenibili da ogni comune? No, spiego perché. Allora, uno, intanto voi ragionate sempre se questi numeri fossero consolidati, cioè 10 profughi presunti tali a comune risolvevano il problema, ma domani mattina ne arrivano altri 10 e quindi cosa mi chiedi? Altri 10 e dopodomani altri 10 e dopodomani altri 10, quindi il vostro ragionamento fila se i numeri fossero congelati, ma così non è. Perché dopo che si sono calmate le acque non vengono mandati a casa? Ma dobbiamo pensare come dobbiamo mantenerli, come possiamo metterli in qualche posto. Ma vi rendete conto che qui ci sono persone che muoiono di fame perché hanno perso il lavoro e per colpa della Fornero devono andare a 65-67 anni? Questo dunque l'estratto della trasmissione di Ring. Quelli che vedevate erano i residenti di Cona che erano in collegamento in diretta proprio per parlare di un tema che purtroppo conoscono molto bene. Restiamo nel veneziano ma torniamo alla cronaca con il natante da Diporto, l'imbarcazione che ieri pomeriggio ha lanciato il Mayday al largo di Caorle. Sono stati tratti in salvo i 3 occupanti da una motovedetta della Guardia di Finanza, era il pomeriggio di ieri. 2 coniugi e un amico, tutti residenti a Teglio Veneto, nel veneziano, erano a bordo di questo piccolo natante che è rimasto sorpreso al largo di Caorle
in estrema difficoltà dalle onde molto alte a causa del maltempo. Fortunatamente l'intervento della motovedetta della Guardia di Finanza ha consentito di trainarli e di portarli poi in sicurezza e di salvarli. Ancora la cronaca giudiziaria con l'accusa di falso per una 33enne di Cittadella, la madre di Jesolo e l'ex marito di quest'ultima di Vicenza, protagonisti di un caso che ha fatto discutere, accusati di aver dichiarato il falso per poter ottenere dal Tribunale di Venezia l'accertamento di paternità del batterista dei Pooh, Stefano Dorazio. La 33enne chiese all'epoca un mantenimento retroattivo di 2,5 milioni di euro. Dorazio rifiutò il test del DNA e la procura è convinta che la donna abbia mentito. Nel maggio 2016 per falso i tre erano stati prosciolti dal GUP, ma la Cassazione ha annullato questa sentenza ed è arrivato il rinvio a giudizio degli imputati. Ricordiamo che nel procedimento penale il batterista dei Pooh si è costituito per ottenere il risarcimento dei gravi danni patiti. L'iniziativa infatti di questa ragazza ha avuto un'ampia eco mediatica e la battaglia si preannuncia ovviamente ancora lunga e combattuta. Ancora a Venezia, ma per parlare della novità emersa ieri dalla Capitaneria di Porto, un algoritmo con diversi parametri, non solo quello del tonnellaggio, per far entrare le grandi navi a San Marco. Mentre si attende il nuovo governo per sapere se le rotte alternative per le navi da crociera allo studio dell'autorità portuale diventeranno realtà, la Capitaneria di Porto ha emanato in queste ore l'ordinanza che dovrebbe diminuire del 10-15% i passaggi in bacino San Marco e nel canale della Giudecca. Le nuove limitazioni all'ingresso dei giganti del mare in laguna entreranno in vigore a scaglioni progressivi a partire da luglio. Per la prima volta i limiti non riguarderanno solo il tonnellaggio, ma una serie di parametri combinati, il tipo di propulsore, il tenore di zolfo nel carburante e il modello di carena. Non conteranno quindi solo le dimensioni, ma le emissioni e le onde prodotte. Sarà inoltre condizione necessaria per accedere in laguna l'aver firmato il protocollo di autoregolamentazione Venice Blue Flag, recentemente rinnovato da 40 compagnie di navigazione. Fino a questo momento gli unici limiti riguardavano le navi di stazza superiore alle 96.000 tonnellate, non più di una manciata in tutto il mondo. I nuovi criteri dovrebbero mettere il provvedimento al riparo dai ricorsi che già avevano portato all'annullamento da parte del TAR delle limitazioni introdotte in seguito al decreto Clini-Passera del 2012. Dalle navi agli aerei, e qui a Treviso, dove continua la battaglia del comitato che si batte contro l'ampliamento dell'aeroporto Canova. Parlare delle rotte non costa niente e a noi questo ci sembra uno stratagemma per non affrontare la realtà dei fatti. Nuove rotte da sperimentare sui cieli di Treviso, aerei in decollo sopra Sant'Angelo, Sant'Antonino e San Zeno, mentre il comune frena il piano di Save annunciando che non autorizzerà nulla a scatola chiusa. Dal comitato contro l'ampliamento dell'aeroporto parlano di specchietto per le allodole, con l'unico scopo di deviare l'attenzione dai problemi che vivono quotidianamente i residenti a ridosso della pista. Noi crediamo quindi che il problema delle rotte sia un falso problema. Non si possono mitigare le problematiche che ci sono, quella delle famiglie, delle case che abitano troppo vicino alla pista in questa maniera. È solamente uno stratagemma per deviare da quello che è stato sempre richiesto. Zonizzazione acustica, seri monitoraggi del rumore. Il comitato chiede da anni l'applicazione di condizioni più restrittive. Il consulente Valdo Tamantini evidenzia un'altra anomalia ancora che mette a suo dire in pericolo quella fascia di territorio, la virata anticipata che compiono i piloti in fase di decollo. Questa stretta virata comporta una minore capacità di salita, del ratio di salita, e invece il ratio di salita diventa importantissimo, essenziale, perché raggiungere una quota di sicurezza diventa necessario nel caso in cui, malaugurato, si dovesse verificare un'emergenza. Non l'unica anomalia, denuncia Tamantini, tutto nero su bianco e il braccio di ferro sulla questione aeroporto continua. Trovarsi a tu per tu con un orso in una strada di montagna. È successo a un motociclista, lo vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale. Cosa fareste se vi trovaste di fronte a un orso bruno a poca distanza in una strada di montagna? Deve esserselo probabilmente chiesto anche il motociclista che a Trento ha realizzato queste straordinarie immagini.
Volrendena, in provincia di Trento, Mirko Righi, in sella alla sua moto, si è addentrato in una stradina tra i boschi di Strembo quando all'improvviso davanti a lui compare uno splendido esemplare di orso bruno. Mirko spegne il motore e in assoluto silenzio inizia a riprendere l'animale che, tenendo sempre sott'occhio la telecamera, non sembra particolarmente disturbato da quell'inatteso ospite. Non gliene frega niente di me. L'orso sembra essere del tutto rilassato e ad un certo punto addirittura si stende, però poi all'improvviso l'animale sembra farsi più minaccioso anche per la sua imponente mole, si alza e punta lo sguardo verso il motociclista. Me ne vado. Vado io, tranquillo. Stai lì, Stai lì. Lentamente Mirko Righi sposta la moto, sempre spenta, per non impaurire l'orso. Adesso me ne vado, però non mi devi caricare, ok? Ok. Rimani così, mi giro, me ne vado. L'animale sembra capire le parole del motociclista e si stende guardando l'uomo allontanarsi. Mirko Righi mantiene il sangue freddo, riuscendo così ad immortalare un incontro tanto unico quanto inaspettato che non potrà dimenticare. Alla fine un ultimo sguardo dallo specchietto retrovisore. Davvero straordinarie queste immagini di Mirko Righi. Adesso a Treviso per parlare di un'importante donazione alla patologia neonatale dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Il Requiem di Mozart, rivisitato in chiave rock, protagonista di 2 concerti portati in scena al Teatro Comunale di Treviso da quasi 200 ragazzi. 2 appuntamenti voluti dal Rotary Club Treviso Terraglio e dall'Associazione Per Mio Figlio per raccogliere fondi da destinare alla patologia neonatale del Cafoncello. Che ha portato ben 1200 persone in ben 2 spettacoli a riempire il Teatro Comunale, trascinati anche dalla forza di questa opera Requiem e questo grande direttore d'orchestra che abbiamo avuto, Elisabetta Maschio. 2 serate da tutto esaurito che hanno permesso di raccogliere 30.000 euro che saranno destinati all'acquisto di un particolare strumento, il RETCAM 3. Saranno importanti per l'acquisto della macchina che andremo a prendere per sostanzialmente diagnosticare preventivamente la retinopatia nel bambino prematuro. La retinopatia è una patologia che interessa soprattutto i neonati sotto il 1,5 kg, 80-90 quelli trattati in un anno nel centro di Treviso. RETCAM 3 non solo servirà per lo screening ma anche per effettuare esami specifici. Che ci consente di migliorare il trattamento laser che viene proposto a questi bambini quando il grado di retinopatia raggiunge un determinato livello tale per cui è a rischio la retina di rimanere attaccata. E di salute parliamo anche ore 13, fra pochissimo dopo il telegiornale, dopo il meteo, parleremo di implantologia con il dottor Paolo Campion, odontoiatra. Questa sera invece torna 20 e 10 dopo il telegiornale di Treviso, la politica in primo piano con Giovanni Tonella, segretario del Partito Democratico di Treviso, e Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Tempo ancora spiccatamente instabile sul Triveneto. Vediamo il dettaglio di martedì 10 aprile. Sul Veneto una perturbazione atlantica porterà ancora un intenso maltempo con piogge e anche locali temporali possibili un po' ovunque e anche di moderata intensità. Fenomeni comunque alternati a delle schiarite. Le temperature minime saranno comprese tra 9 e 11 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 13 e 19 gradi circa. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, anche qui a prevalere sarà l'instabilità con precipitazioni temporalesche diffuse. Non mancheranno comunque alcune pause più soleggiate. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 12 gradi. I valori massimi invece saranno compresi tra 13 e 18 gradi circa.
Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la situazione, anche qui sarà instabile con piogge sparse ma frequenti, alternate a delle pause più asciutte e soleggiate. Generale miglioramento entro la serata. Le temperature minime saranno comprese tra 9 e 12 gradi, i valori massimi invece si attesteranno intorno ai 16 gradi. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.